Avevamo presentato all'assessore una serie di proposte di modifica relative al decreto Lobello del 10 di ottobre 2017 ed eravamo fiduciosi nell'accoglimento di alcune questioni particolari. Proprio un aspetto importante che noi abbiamo subito contestato al decreto Lobello è l'assoluta illegittimità dell'articolo 2 che comporta l'introduzione di vincoli per la categoria dei panificatori in contrasto con la normativa Bolkestein. Pensavamo che i chiarimenti forniti anche in diverse sedi e con documenti scritti potessero essere sufficienti a far comprendere che su un aspetto fondamentale dell'applicazione di una norma che è illegittima non si può pensare di modificare tale norma inserendo meno illegittimità. Quindi siamo rimasti delusi dalla comunicazione che l'assessore ci ha fatto il giorno 15 che prevede la modifica dell'articolo 2 di questo contestato decreto introducendo delle limitazioni parziali, che significa comunque che mantengono le stesse legittimità del testo originario. Noi abbiamo auspicato all'assessore che cambiasse orientamento e soprattutto che tenesse in debita considerazione che le proposte avanzate da noi sono proposte avanzate dall'intero mondo dell'artigianato siciliano e da la stragrande parte del settore del commercio, dalla Confesercenti che si è associata alle nostre, al nostro documento. Ecco. Tuttavia sembra che in questo momento l'orientamento non sia questo e noi abbiamo il dovere di rappresentare nelle giuste maniere e con i giusti modi gli interessi della categoria. Casartigiani, anche noi sposiamo questa iniziativa unitamente alle nostre consorelle CNA e Confartigianato di ribadire il concetto, come è stato già detto nei tavoli con l'assessore, che i nostri lavoratori autonomi e artigiani manifestano la volontà, infatti la nostra è un'espressione dettata dalla volontà degli artigiani panificatori, di scegliere la turnazione, quindi il giorno di chiusura settimanale, che può essere anche un giorno il mercoledì o qualche altro giorno. Purtroppo nell'unità di intenti le altre associazioni come l'Assipan, Confecommercio e quant'altro non ci trovano d'accordo. Oggi più uniti di prima in un contesto dove l'assessore Turano ha avuto anche modo di sentirci e sentire anche la categoria dei panificatori, categoria importante per la nostra Sicilia e non solo, anche per una tradizione atavica rispetto a una produzione che è fiore all'occhiello di tutta la regione. L'assessore Turano sicuramente avrà da risentire anche le nostre idee.